Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione dei nuovi stabilimenti Cadel, marchio che da oltre 70 anni si distingue nella produzione di stufe a pellet e cucine a legna di qualità, entrato nel 2013 a far parte di MCZ Group, leader mondiale nei sistemi a pellet. I nuovi stabilimenti rispondono all'esigenza di produrre in modo competitivo, flessibile e soprattutto sostenibile. Con l'adozione delle tecnologie attualmente più all'avanguardia, volte a minimizzare l'impatto ambientale e garantire, mediante un accurato controllo di tutti i processi produttivi, una migliore qualità del prodotto finale, la nuova sede Cadel offre una viva testimonianza di impianto industriale in chiave 4.0, come ci racconta Riccardo Zanette, vicepresidente dell'azienda. Riccardo Zanette, Cadel viene dal Friuli in Veneto ad investire una bella sinergia, uno stabilimento nuovo, uno stabilimento all'insegna del green. E quali sono gli auspici? Allora vorrei fare una precisazione: Cadel è sempre stata in Veneto ed MCZ anche dopo l'acquisizione ha deciso di conservare il suo aspetto territoriale. L'abbiamo ritenuto da prima nella fase di progettazione di questo nuovo sito un grande valore, perché avrebbe conservato tutti gli addetti e anche lo spirito e la mentalità e la cultura di questo luogo. Gli auspici sono chiaramente di adesso poter saturare questo sito. Non siamo nel momento più... Usciamo dall'anno in realtà record del nostro gruppo, record anche per Cadel. Entriamo in una fase in questo momento un po' più critica, legata all'aumento del prezzo del combustibile nell'anno 2022, che tuttavia si è già abbassato e infatti prevediamo una ripresa dei mercati nella seconda parte del 2023 e quindi l'auspicio è positivo. Ad oggi il contesto attuale non è rassicurante, ma ci sono tutti gli elementi per continuare a fare un ottimo lavoro e continuare a crescere come azienda ed evolverci continuamente come cultura. Quanto importante è la ricerca per un'azienda come la vostra? È il principale driver, in quanto essendo il nostro un prodotto da riscaldamento con emissioni è soggetto a costanti restrizioni delle regolamentazioni che richiedono ogni circa 3-4 anni un alzamento delle performance di prodotto. Riteniamo oggi di essere arrivati quasi alla frontiera tecnologica del nostro prodotto. Più tardi nel laboratorio mostreremo ai presenti l'ultimo ritrovato della nostra innovazione, della nostra ricerca e sviluppo, che ha raggiunto livelli di emissioni di particolato prossimi allo zero. Quindi siamo molto soddisfatti, molto confidenti che la nostra tecnologia, il nostro prodotto continuino a performare e ad essere una soluzione sia dal punto di vista economico per le persone, sia dal punto di vista del piacere di stare in casa, sia dal punto di vista dell'ambiente. All'inaugurazione è intervenuto anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha elogiato il grande lavoro fatto dalla famiglia Zanette. Presidente Zaia, inaugurazione di questa azienda Cadel, che è un po' il paradigma dell'imprenditoria veneta, che non si ferma mai e che evolve e che sta al passo con i tempi. È il caso di dirlo, solo i pessimisti non fanno fortuna. Una bella storia quella di Cadel, che inizia negli anni 40, ma una bellissima storia quella di MCZ, che acquista Cadel e oggi può presentare alla comunità un gruppo con quasi 600 dipendenti, 147 di Cadel, grandi investimenti e soprattutto un fatturato ormai che ha raggiunto i 190 milioni di euro. Qui siamo nell'azienda tipica che per noi consideriamo un presidio sociale, perché stiamo parlando di stufe a pellet, stufe fra l'altro anche da primo prezzo, quindi che si possono trovare anche nella grande distribuzione per poi crescere come qualità e come prestazioni e quindi spendere molto di più. Però c'è da dire che il tema della biomassa, del pellet e del ruolo sociale che hanno queste stufe deve essere salvaguardato fino in fondo, visto e considerato che diamo una risposta molto spesso a famiglie che non sono in grado di sostenere bollette pesanti. Ci sarebbe la possibilità di costruire una filiera del legno, Presidente, magari approfittando di quello che è successo anche con Vaia, e rendersi indipendenti
per la produzione di pellet? E questo noi lo stiamo già facendo, poi abbiamo degli operatori che sono eccezionali. Da un lato questo gruppo Izanette, che comunque hanno investito molto, e molti altri operatori. E ovviamente si va nella direzione della totale sostenibilità, quindi le fonti rinnovabili dovranno soppiantare entro il 2050 tutto quello che è il combustibile fossile, e quindi stiamo parlando del petrolio, stiamo parlando di tutte le forme di combustibili fossili, ma sul fronte rinnovabili diciamo che il tema delle biomasse, quindi come in questo caso delle stufe a pellet, sono una grande risposta anche al tema della tutela dell'ambiente. Vanni Agava, vice ministro per la transizione ecologica, e Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, comune dove sorge lo stabilimento Cadel, non hanno mancato di elogiare nei loro interventi l'investimento fatto dalla famiglia Zanette per le positive ricadute occupazionali ed ambientali. In legge finanziaria abbiamo messo 130 milioni per abbassare l'IVA al pellet in un momento in cui il costo del pellet era andato a livelli altissimi, e quindi chi aveva voluto e potuto investire nell'acquisto di stufe a pellet, insomma, si trovava penalizzato. Quindi nei vari aiuti che sono stati dati alle famiglie, quindi avendo tolto tutti gli oneri dalle bollette, quindi aiuti appunto per il pagamento delle bollette, abbiamo deciso di dare questo ulteriore aiuto per le famiglie che avevano deciso di investire in queste stufe a pellet. Lo vediamo in questa azienda meravigliosa della Cadel, gli investimenti nella tecnologia e nello sviluppo sostenibile che sono stati fatti. Gradualità, perché ci vuole tempo. Transizione ecologica non è chiudere un interruttore, vuol dire un accompagnamento per tutte le fasi di riconversione anche delle aziende. Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, un investimento importante questo dell'azienda Cadel, con una ricaduta positiva sul territorio. Assolutamente sì, voglio ricordare innanzitutto che qui nasce, o meglio, questa azienda, il gruppo MCZ, porta in grembo il marchio Cadel, che è frutto di una storia molto particolare, fruttuosa ed importante, di tanti fratelli che nei primi anni Novecento hanno creato questo marchio, e lavorando questo prodotto come il pane appena fatto in casa. Poi il fatto di ospitare un'azienda di queste dimensioni può essere sicuramente un'opportunità, non solo per i cittadini del nostro abitato, della nostra comunità, ma è evidente che stiamo portando a Santa Lucia un brand di livello internazionale. Siamo felici di questo, a maggior ragione c'è anche lo sblocco, ormai è questione di giorni, abbiamo raggiunto un accordo seppur verbale, speriamo che poi venga seguito e certificato con la proprietà, per garantire la pista ciclabile e quindi dare maggior sicurezza in questo tratto stradale.